Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Esplode l'estate con punte di 40 gradi in Sicilia e boom di turisti dal mare all'Etna. Allerta code sulla A19 Palermo-Catania dopo il caos del 2 giugno scorso. Settantenne muore dopo 4 ore di attesa al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I a Siracusa. La procura ha aperto un'inchiesta. Conduce a Trapani il filo delle indagini sul rumeno che ha confessato l'omicidio di 2 escort. La guardia giurata ha vissuto in Sicilia diversi anni. Al voto per il referendum, urne aperte fino a domani alle 15, 5 quesiti sul lavoro e cittadinanza. La passione per il modellismo di un poliziotto in pensione nella sua casa museo alla Civita di Catania in mostra oltre 7.000 modellini, alcuni davvero rari. Calcio ancora aperto a Catania il nodo del direttore sportivo, la mancata promozione della Ternana delinea il futuro di Cianci e Cicerelli. Dunque, benvenuti e buona domenica. Inizia la vera estate con un picco di caldo africano. Le temperature impennano all'improvviso e si cerca, come si può, di correre ai ripari. Simona Mazzone. Si apre una settimana di caldo africano, parola degli esperti meteo che prevedono punte di 40 gradi a causa dell'anticiclone che porta temperature in forte aumento, ma anche tantissima sabbia del deserto che tingerà i nostri cieli. Il primo picco di questo giugno sahariano tocca l'inizio della settimana con la colonnina di mercurio che oscillerà regalando qualche giorno più fresco in alternanza al caldo cocente percepito. Cosa si fa per i bambini stare sotto i 40 gradi? Fa piacere, si divertono, a fine settimana è giusto che abbiano tutto lo svago possibile di questo mondo. Anticipando i consigli degli esperti su cosa mangiare e bere abbiamo chiesto a loro, esperti sul campo. Ma con questo caldo che cosa mi consiglia? Un gesso limone e sale. Cosa prende? Ancora non lo sappiamo. Qualcosa di fresco o di caldo? Un tè caldo magari? No, tè caldo non può essere mai al mondo. Qualcosa di fresco, sì. E cosa c'è di meglio di un po' di sano movimento sulla scogliera, sotto un sole cocente? Ma sì, un po' di movimento con questo caldo ci sta. Assolutamente sì, stiamo creando queste community di FitCamp perché vogliamo veramente impattare sulla community siciliana e portare sport, nutrizione e benessere. Un caldo inaspettato per chi viene da oltre lo stretto. Io sono delle Marche. Lo ha portato il costume, sì? Sì. Costume sì, ma anche pantaloncini e canotta, ma c'è qualcuno che uscendo di casa ha proprio sbagliato outfit. Tornasse indietro metterebbe qualcos'altro. Nemmeno i pantaloni. Un piccolo appunto da un cittadino amante dello sport e del basket in particolare che in piazza Battiato ha trovato una sorpresa non proprio gradita. È un amatore del basket che però si sta allenando con dei tabelloni storti perché il comune li ha messi storti. E in Sicilia ci sono già tantissimi turisti che, nonostante le temperature roventi, vanno alla scoperta di nuovi posti. Francesco Aloi. Direi che i 40 gradi sono vicini. Sì, sono vicini. Ormai siamo quasi in piena estate. Chi viene in Sicilia tra le tappe d'obbligo inserisce il mare e con queste temperature come farne a meno? Sono quasi le 13 e sembra di stare veramente dentro a un forno. Ma oltre al mare si visita l'isola per scoprirne la storia. Qui siamo a Ortigia, Siracusa, uno dei luoghi più gettonati. Siamo appena arrivati, adesso andiamo a vedere il Duomo, abbiamo visto il Tempio di Apollo e facciamo un giro lungo il mare. La Sicilia com'è? Bellissima davvero. È una bella giornata, è sempre piacevole, poi questa piazza è molto bella comunque, Ortigia in generale, la Sicilia, il cibo. Ma la Sicilia è bella tutta, strutture ricettive piene o quasi in gran parte della regione. Dopo la spettacolare eruzione di domenica scorsa, l'Etna attrae sempre. No, dopo anche l'ultima eruzione era imperdibile assolutamente. Siamo saliti fino a 3300 metri a vedere il cratere sommitale principale ed è stata veramente un'esperienza fantastica. Chi arriva in Sicilia però vuole visitare anche il centro di Catania, ma ci sono anche le meraviglie di Palermo, Agrigento o Taormina. L'estate per il termometro è già iniziata e come sempre ce lo ricordano le flotte di turisti che sfidando il caro voli vengono nella nostra terra. Attenzione invece a chi si mette in autostrada, occhi puntati in particolare sulla Palermo-Catania dopo le code infinite del 2 giugno scorso. Maglio Viola.
Giornata da bollino nero per il traffico in una sola autostrada siciliana, in particolare la A19 Palermo-Catania. Osservati speciali 2 cantieri fra Altavilla e Casteldaccia nel Palermitano che già nel weekend lungo del 2 giugno hanno creato disagi al limite della necessità di intervento della protezione civile, con code che hanno raggiunto le 3 ore e mezza per una percorrenza di pochi chilometri. Dopo l'esplosione delle polemiche seguenti quel blocco stradale, l'amministratore delegato di ANAS è sceso in Sicilia ed ha incontrato il presidente della regione annunciando un piano per contenere i disagi che però non spariranno del tutto, ha detto. Così venerdì scorso si è tenuto un comitato operativo per la viabilità indetto dal prefetto di Palermo Massimo Mariani, nel quale sono stati previsti presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo Termini Imerese in entrambe le direzioni. In caso di necessità il servizio sarà attivato dalla sala operativa dell'ANAS di Palermo. Ieri mattina si sono già formate code in uscita da Palermo con rallentamenti significativi fra Baccheria e Casteldaccia, 1 chilometro di coda al primo mattino e fino a 2 chilometri intorno a mezzogiorno, ma la situazione è poi rientrata. Oggi di mattina il traffico regolare, ma nel pomeriggio è atteso il rientro a partire dalle 15 e fino alla prima serata. ANAS mette a disposizione personale aggiuntivo per gestire il traffico e consiglia di viaggiare dotati di acqua a bordo per idratarsi in caso di blocco sotto il sole e di anticipare il rientro per evitare le code. Siamo alla cronaca. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 70enne rimasto per 4 ore nei locali del pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Poi un inserviente avrebbe constatato il decesso, informando la famiglia, che poi ha deciso di presentare denuncia. La Procura ha già effettuato l'autopsia circa un mese fa. L'anziano era stato accompagnato al pronto soccorso per un controllo perché affetto da costipazione. Portano anche in Sicilia le indagini sul rumeno accusato di aver ucciso 2 prostitute in Toscana. Fino al 2022 infatti viveva a Trapani, dove sono rimasti alcuni familiari. Laura Spanò. C'è un filo che lega la città di Trapani e la vicenda in cui è rimasto coinvolto Basile Frumuzan, 32 anni, l'uomo accusato di aver ucciso 2 prostitute in Toscana. Fino al 2022, infatti, la guardia giurata romena abitava con moglie e figli in questa città prima di trasferirsi a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia. Ora la procura di Prato vuole vederci chiaro e capire se ci si trovi davanti a un possibile serial killer ed ha allargato le indagini anche nel resto d'Italia, cominciando proprio dalla Sicilia e da Trapani, anche se su questo fronte ancora non arrivano conferme ufficiali né dalla procura né dal comando dei carabinieri. Gli inquirenti vogliono scoprire se Frumuzan, che ha confessato i 2 omicidi, possa aver assassinato altre donne anche in questa zona. L'eventuale lavoro degli investigatori riguarda omicidi irrisolti di prostituti o escort scomparse nel nulla in un periodo che va tra il 2018 e il 2022. Verifiche che la procura di Prato, diretta da Luca Tescaroli, sembra avere demandato ai carabinieri. Lo stesso Frumuzan, che nel corso dell'udienza di convalida ieri ha però sostenuto di non aver ucciso altre donne. Basile è giunto a Trapani a 14 anni con la madre Elisabetta e il fratello Nicolai. Ha vissuto tra Napola, Trapani e Paceco fino al 2022, quando poi si è trasferito in Toscana con la moglie Luisa, pure lei romena, e i 2 figli. A Trapani intanto la notizia dell'arresto di Basile ha sconvolto la comunità romena. I familiari del giovane, il fratello e la madre, che da anni hanno interrotto i rapporti, non credono alla sua colpevolezza. Rissa al mercato di Ballarò a Palermo, un giovane straniero è stato accoltellato. Il ragazzo, dopo essere stato ferito, è scappato trovando rifugio tra le automobili posteggiate. I sanitari del 118 lo hanno trovato in una pozza di sangue e trasportato in ospedale. C'erano anche 2 neonati sulla piattaforma petrolifera abbandonata dove era rimasto intrappolato un gruppo di 54 persone dopo il naufragio del gommone sul quale viaggiavano. Oltre ai 2 neonati c'erano anche 2 bambini molto piccoli, tutti soccorsi dal veliero Astral di Open Arms. Il gommone era partito dalla Libia 5 giorni fa. Questa è l'ennesima tragedia sfiorata, hanno raccontato i volontari. Intanto a Lampedusa si registrano 3 sbarchi per un totale di 177 migranti. Un pregiudicato di 3 mestieri etneo è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori, lesioni, percosse, minaccia aggravata e porto abusivo di armi da punta e da taglio nei confronti della ex convivente. Si torna alle urne oggi e domani per votare i 5 quesiti referendari. La prima sfida è quella di portare gli italiani alle urne. Maglio Viola.
Urne aperte domenica 8 giugno e lunedì 9 in tutta Italia per esprimere il voto sui 5 quesiti del referendum. I siciliani che dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì sono chiamati al voto sono poco più di 4.600.000. Perché il voto sia valido occorrerà che metà più uno degli elettori decida di esprimersi. Dei 5 referendum 4 riguardano il mondo del lavoro ed 1 la cittadinanza. Tutti sono abrogativi, ovvero viene chiesto se si desidera cancellare in tutto o in parte una legge. Bisogna prestare dunque attenzione nell'espressione del voto. Votando sì si chiede di cancellare la legge in questione e il Parlamento sarà costretto a fare una nuova norma che tenga conto della volontà degli elettori. Votando no, tutto resta invece come è attualmente. Il primo quesito riguarda l'abolizione del Job Act nella parte che detta le regole sui licenziamenti. Per questo quesito si vota su una scheda di colore verde. Il secondo e il terzo sono legati indirettamente al primo e ne risultano una conseguenza. Con la scheda arancione si vuole abrogare il sistema degli indennizi a fronte di licenziamenti individuali di lavoratori nelle piccole e medie imprese, puntando alla reintroduzione della non licenziabilità se non a fronte di giustificati motivi. La scheda grigia del terzo quesito punta ad abolire il ricorso facile ai contratti a termine e dunque ad aumentare la stabilità del lavoro. Con la quarta scheda, quella di colore rosa, si chiede di abolire le norme che vietano di estendere la responsabilità in caso di incidenti sul lavoro anche all'impresa appaltante. Infine la quinta scheda di colore giallo, con questa si vuole dimezzare da 10 a 5 anni i tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. In Sicilia l'affluenza alle 12 per il referendum è stata del 4,47%, al di sotto della media nazionale pari al 7,40%, peggio dell'isola solo la Calabria con il 4,38%. Agrigento è la provincia con la percentuale di votanti più bassa, pari al 3,23%, poco sopra Caltanissetta al 3,28%, Palermo alla quota più alta con il 5,09%. E adesso vi raccontiamo la storia del professore Goffredo Arena, eccellenza della sanità, che dopo 20 anni in Canada fa rientro in Sicilia dopo rivoluzionarie scoperte sul cancro, ma la nostra terra non lo premia. Vediamo un estratto dal Punto nel servizio di Emanuela Corsi. Dal Canada alla Sicilia, la storia del chirurgo di origine catanese Goffredo Arena è una favola dal finale amaro. La storia di un cervello in fuga che dopo 20 anni all'estero fa rientro a casa ma viene messo ai margini. Professore universitario a Montreal, chirurgo e oncologo, in Canada inizia a studiare il cancro e la formazione delle metastasi in un laboratorio privato. Tutti sono convinti che le cellule tumorali migrino, vanno in circolo e vanno a fare quelle che si chiamano metastasi, cioè vanno a colonizzare altri organi. La mia intuizione era diversa, cioè che non fossero cellule che migravano, ovvero che non fossero solo cellule che migravano, ma anche messaggi che la cellula tumorale mandava ad altre cellule in altri organi, trasformandole in una copia del tumore, come un telecomando. Io mando un impulso e cambia canale. Una scoperta rivoluzionaria che, grazie al finanziamento di un imprenditore italiano, determinante fu l'incontro tra la madre di quest'ultimo, paziente oncologica, e il professore, permise ad Arena non solo di proporre un metodo alternativo all'attuale modello metastatico, ma di diagnosticare con largo anticipo cellule potenzialmente malate prima della loro trasformazione in neoplastiche. Mentre facevo esperimenti, mi sono accorto che un paziente che non aveva tumore aveva dato i risultati come se avesse un tumore. Parlai con il paziente, gli chiesi se potevo andare a studiare, se potevo fare TAC, colonoscopie, e trovo che aveva un tumore in fase iniziale. E da lì è nata quella che si chiama MATER-D. MATER-D che è uno screening, ovviamente di laboratorio, con cui si può capire se un paziente ha tumore o meno. Rientrato in Sicilia con tutti gli onori, gli viene affidata la chirurgia dell'Istituto Giglio di Cefalù, che dopo 4 anni dovrà abbandonare. Oggi il professore lavora come chirurgo nell'ospedale di Militello in Val di Catania. Trasformare l'aeroporto di Comiso in un polo logistico sarà la strategia giusta per farlo decollare? Sentiamo Veronica Barbarino. Un progetto cargo per potenziare l'aeroporto di Comiso, ma anche per supportare l'economia agroalimentare del territorio ebleo.
È la strategia di sviluppo del governo Schifani con Comune di Comiso e SAC per rendere l'infrastruttura un polo logistico e commerciale di rilevanza mondiale. Nel dettaglio si prevede la spesa di 20 milioni di euro per la realizzazione di una piattaforma di circa 19.000 metri quadrati, un terminal e aree per la movimentazione merci. Secondo cronoprogramma l'opera vedrà l'inizio lavori ad aprile 2027 e il completamento entro agosto 2030. Sarà il terminal cargo della Sicilia, per raggiungere quei mercati che ci chiedono le imprese da un lato, ma che ci chiedono anche i consumatori di tutto il mondo. È un progetto ambizioso e strategico, e lo dico anche in veste di vicepresidente nazionale di Confagricoltura. Parliamo con migliaia di imprese agricole, le più strutturate del paese, che ci chiedono sostanzialmente una cosa, quella di aprire le nostre produzioni a nuovi mercati. La posizione geografica dell'aeroporto comisano rappresenta quindi un vantaggio per puntare sui mercati emergenti. E per l'area civile, dopo diversi fondi stanziati, un'ulteriore spinta allo scalo ibleo arriva dalla cancellazione della tassa addizionale comunale sui biglietti aerei. Una mini manovra finanziaria approvata all'ARS per tutti gli aeroporti minori siciliani, tra cui Comiso. Sarà la strategia giusta per farlo decollare? Ci fermiamo, c'è una pausa, ma se siete appassionati di modellismo restate con noi, ci sarà una sorpresa. E vi raccontiamo adesso la passione per il modellismo di un poliziotto in pensione che ci ha aperto la sua causa museo alla Civita di Catania, che ospita oltre 7.000 modellini. Tonino De Mana. Nasce tutto perché facevo la scorta all'avvocato Agnelli e a Umberto Agnelli e quindi nel tempo libero mi posizionavo nei loro garage. Dalla Batmobile alla ZIL di Fidel Castro, dalla Rolls Royce di John Lennon alle auto presidenziali blindate di Kennedy, Obama e Putin, dal furgone Ghostbusters alle centinaia di utilitarie, 7.000 modelli in vetrina disposti per nazione, dove lo sguardo si perde e il tempo si ferma. Alla Civita, nel cuore di Catania, c'è Carmelo Lizio, poliziotto in pensione con due passioni, il nuoto e il modellismo. È una vera e propria casa museo la sua, con vetrine in ogni angolo, bagno compreso, che custodiscono modelli rari, come la Ferrari 365 berlinetta speciale, 3 posti avanti, sterzo al centro e tetto panoramico, progettata da Pininfarina. Un regalo speciale della famiglia Agnelli, come ricorda commosso Carmelo Lizio. È stato Umberto Agnelli che mi ha regalato un'auto che l'avvocato Agnelli teneva in modo particolare, una Ferrari con 3 posti. Vorrei ingrandire questo museo e quindi portarlo da 7.000 magari a 20.000, se avrò la forza anche economica per farlo. Dalla prima auto messa in vetrina, la Ford County Square 1960, alla Mercedes EQS, ultima arrivata alla Casa Museo, Beata Santa Vergine del Carmelo. E chissà che quest'angolo incantato non possa un giorno aprire le porte al pubblico, come auspica il consigliere di municipalità Buio. Qui lo sguardo si perde e il tempo si ferma, credo che non ci sia neanche età, è appunto da far conoscere a quello che sia la città di Catania. E dopo aver apprezzato 7.000 modellini, sognare non costa nulla. Ieri a Messina lo stretto Pride, l'onda arcobaleno della comunità LGBT. Sentiamo Francesco Triolo. Slogan, colori, voci, l'onda arcobaleno ha invaso le strade del centro di Messina per l'edizione 2025, la quinta dello Stretto Pride, il corteo della comunità LGBT che ha manifestato per i diritti e l'inclusione, per la libertà. Il Pride ha scelto uno slogan che è un manifesto universalmente reali per sottolineare marginalizzazione, insulti, invisibilità. Non basta mai una voce soltanto per far valere i diritti di quelli che sono considerati diversi. È giusto che noi giovani ci facciamo forza e manifestiamo per far sì che questi diritti diventino poi reali. Secondo me manifestare rende liberi ed è importante al giorno d'oggi essere liberi, veramente.
Continua ad essere necessario fare il Pride, e non solo per la comunità LGBTQIA+, ma per tutte quelle persone che sono ancora oggi discriminate per qualsiasi motivazione. In piazza, tra colori, slogan, sorrisi, c'è stato anche il tempo per una proposta vecchio stile. Sul carro della manifestazione, tra glitter e messaggi, Doretta, la drag queen e madrina del Pride, che ha ricordato come sotto i colori dello stesso Pride ci sia una battaglia reale, necessaria per il diritto di essere se stessi, di esistere e pretendere il rispetto. Una serata di tango e rinascita ha unito le donne dell'associazione Il Filo della Vita alle tanghere di un'accademia catanese. Eva Spampinato. Un ballo, un linguaggio dell'anima, una danza che abbraccia, accoglie e racconta, il tango. E stavolta ha scelto di stringere in un unico passo le donne dell'associazione Il Filo della Vita. Dall'abbraccio tra le tanghere dell'Accademia Progetto Tango e le donne dell'associazione guidata da Enza Marchica si è compiuto un bel gesto di eleganza, forza e rinascita. Uscire fuori da questo percorso di malattia è bellissimo perché non si pensa quando si sta male, passando dei momenti bellissimi come quelli di stasera. Una sfilata di abiti da tango curata con maestria dalla stilista catanese Elisabetta Cenzabella ha trasformato la tradizionale serata tanghera del sabato in una passerella di emozioni. A sfilare non modelle professioniste ma donne vere, protagoniste di un viaggio difficile affrontato con il coraggio di chi non si arrende mai. Nel suo aspetto sociale il tango entra tanto in queste dinamiche. Una serata per ricordare quanto sia importante la prevenzione, il sostegno, la solidarietà, ma anche la musica che può curare l'anima. Fermiamoci ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva e con il Catania che deve ancora sciogliere il nodo del direttore sportivo. Ed eccoci al calcio, il Catania deve risolvere ancora il nodo del direttore sportivo. Nel frattempo la mancata promozione della Ternana delinea il futuro di Cianci e Cicerelli. Sentiamo Marco Carli. Il Pescara è in B. Gli uomini di Baldini riescono ad avere la meglio sulla Ternana ai rigori. Guardando al Catania, dal responso finale degli spareggi promozione, arriva la dimostrazione che quella definizione di finale anticipata, che si era usata prima della partita fra etnei e abruzzesi, tutto sommato calzava. I rossazzurri sono usciti perdendo in modo banale a Catania, ma vincendo a Pescara contro la squadra che ha poi vinto i play-off. Questo conferma che l'organico, come è nelle intenzioni del club, va rafforzato ma non stravolto. La sconfitta beffarda della Ternana riporta in auge le posizioni di Cicerelli e Cianci. Il primo, dopo 19 gol e 10 assist in stagione, torna in rossazzurro. Scadenza contratto la prossima estate. Può agire nei due alle spalle della punta. Uno dei maggiori rimpianti della stagione per i tifosi potrebbe diventare utile per la prossima annata, magari pensando a un prolungamento perché le offerte probabilmente non mancheranno. Su Cianci, 13 gol e 6 assist, la Ternana può esercitare un'opzione. In caso contrario, tornerebbe a Catania un giocatore che lo scorso anno, preso a gennaio, ingranò a fine stagione regolare e segnò anche i 2 gol che illusero sul passaggio del turno con l'Avellino. È già mercato dunque e il Catania deve farsi trovare preparato. Sul fronte DS le valutazioni sono in corso, ha detto Grella, ma si parla sempre di più di un possibile addio di Faggiano. Pastore potrebbe restare nell'area sportiva? Si devono trovare almeno 6 o 7 rinforzi e sistemare i giocatori che rientrano dai prestiti e non sarebbero più utili per la prossima stagione. Un lavoro da fare alla svelta, il tempo delle scelte, come ha detto anche il vicepresidente rossazzurro, non è infinito. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.